Buona serata, eccoci ancora insieme, buon anno con chi non si è sentito con noi precedentemente. Siamo insieme per questo primo incontro dell'anno di Koinonia con Atti, leggeremo il capitolo 18 e scorgeremo come l'Apostolo Paolo è veramente protagonista di un moto continuo. Troveremo due figure nuove, quelle di una donna, Priscilla, e di un uomo, Aquila, a Corinto. Troveremo che, e in questo senso cercheremo di concentrarci, il lavoro secolare viene nella Chiesa primitiva, soprattutto in questo contesto, condiviso con il lavoro dell'attività sacra. E quindi c'è un tempo per il lavoro secolare, la fabbricazione di tende, imprenditori, artigiani, come si direbbe oggi, e un tempo per la fede. E il tempo della fede non deve fare perdere di vista il fatto che noi lavoriamo, ma il tempo del lavoro non ci deve far perdere di vista il fatto che noi siamo gente di fede. E insomma, noi oggi potremmo dirci, c'è un tempo, proprio come recitano anche i proverbi qualche volta, no? In qualche passo. C'è un tempo per le cose di Dio e un tempo per le cose dell'uomo. E in questo senso scopriremo anche come il mondo giudaico e il mondo greco vengono coinvolti e diventano nel tempo protagonisti di questa storia della salvezza che stiamo esaminando. Cominciamo con una preghiera a questo nostro esame della parola di Dio. Signore, noi ti lodiamo perché tu sei colui che ha deciso i tempi. Signore, c'è un tempo per le cose di Dio e questo è il tempo per le cose di Dio. Questo, alle 8:30 di sera del venerdì, per tutti, dovrebbe essere un tempo per le cose di Dio. E c'è un tempo per le cose del quotidiano, Signore. Grazie perché mi hai fatto capire che c'è un tempo per le cose di Dio e un tempo per il quotidiano. Ti preghiamo, Signore, perché ogni membro della tua Chiesa, a Udine, in Italia, in Europa, nel mondo, scorga che c'è un tempo per le cose di Dio e un tempo per il quotidiano. Signore, ti preghiamo di guidarci affinché questa lettura del capitolo 18 sia una lettura che risponde a quelle che sono le cose che tu ci vuoi insegnare. Insegnaci, Signore, perché tu sei il grande insegnante. Noi questa sera scopriremo anche il valore dell'insegnamento, ma tu, Signore, sei colui che insegna più di ogni altro, più di Aquila, più di Priscilla, più di questi grandi protagonisti della storia della fede come Paolo. Tu sei il grande insegnante, Signore. Tutti gli altri sono tuoi strumenti. Aiutaci a essere tuoi strumenti, Signore, anche in questa assemblea dove noi lavoriamo. Aiutaci a essere tuoi strumenti, Signore. Perché se tu non ci fai essere tuoi strumenti, noi non lo saremo. A te sia la gloria, Signore. Amen. Sia gloria a Dio dunque perché possiamo essere suoi strumenti insegnando. Aquila, Priscilla e Paolo sono tre esempi di insegnamento e questa è un'altra lezione che scopriremo oggi. Ma vediamo un po' cosa succede a Corinto con il capitolo 18. Qui la parola di Dio. Dopo questi fatti, egli lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un ebreo di nome Aquila, oriundo del Ponto, giunto di recente dall'Italia insieme con sua moglie Priscilla, perché Claudio aveva ordinato a tutti i giudei di lasciare Roma.
egli si unì a loro. Essendo del medesimo mestiere, andò ad abitare e a lavorare con loro. Infatti di mestiere erano fabbricanti di tende, ma ogni sabato insegnava nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Quando poi Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo si dedicò completamente alla parola, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Ma poiché essi facevano opposizione, lo insultavano, egli scosse le sue vesti e disse: il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono netto. Da ora in poi andrò dai pagani. E uscito di là, entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, che temeva Dio e aveva la casa attigua alla sinagoga. Ma Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia. Molti corinzi, udendo, credevano e venivano battezzati. Una notte il Signore disse in visione a Paolo: non temere, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Ed egli rimase là 1 anno e 6 mesi, insegnando tra di loro la parola di Dio. Poi, quando Gallione era procuratore della Caia, i giudei unanimi insorsero contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: costui persuade la gente ad adorare Dio in modo contrario alla legge. Paolo stava per parlare, ma Gallione disse ai giudei: se si trattasse di qualche ingiustizia o di qualche cattiva azione o giudei, io vi ascolterei pazientemente come vuole la ragione. Ma se si tratta di questioni intorno a parole, a nomi e alla vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste cose. E li fece uscire dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, il capo della sinagoga, e lo picchiavano davanti al tribunale. E Gallione non si curava affatto di queste cose. Quanto a Paolo, dopo essersi trattenuto ancora molti giorni a Corinto, aveva prese commiato dai fratelli e navigò verso la Siria con Priscilla e Aquila, dopo essersi fatto radere il capo a Cencrea perché aveva fatto un voto. Si imbarcò per la Siria con Priscilla e Aquila. Quando giunsero a Efeso, Paolo li lasciò. Poi, entrato nella sinagoga, si mise a discorrere con i giudei. Essi lo pregarono di rimanere da loro più a lungo, ma egli non acconsentì, e dopo aver preso commiato e aver detto che Dio volendo sarebbe tornato da loro un'altra volta, salpò da Efeso. Giunto a Cesarea, salì a Gerusalemme e, salutata la chiesa, scese ad Antiochia. Dopo essersi fermato qui qualche tempo, partì percorrendo la regione della Galazia e della Frigia, successivamente fortificando tutti i discepoli. Ora un ebreo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore ed, essendo fervente di spirito, annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Poi, siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo. Questa la parola di Dio. Amen. Dunque, un moto continuo tra giudei e greci. Osserviamo che il nostro apostolo missionario è per un tempo fabbricante di tende. Mi sono chiesto, sapete che cosa potessero essere queste tende? Se fossero essere quelle che abbiamo anche noi in questa sala, e forse c'era anche questo, ma soprattutto le tende erano quelle che accompagnavano il viaggio delle persone che si muovevano, perché non c'era un sistema alberghiero come quello attuale, quindi molte volte avevi bisogno proprio di accamparti sotto la tenda, e mi sono fatto anche questa domanda:
Certamente, al di là della produzione artigianale, diciamo che Paolo, Aquila e Priscilla, tre personaggi di cui la prima parte del capitolo 18, lavorano assieme. I cristiani, quando lavorano assieme, è anche scritto che è bene che i fratelli dimorino insieme, e quando lavorano assieme i cristiani possono anche essere di una società, come si dice oggi, di qualità. E loro lavorano assieme e ecco che dicevamo all'inizio, il tempo del lavoro non era disgiunto dal tempo dello spirito. Paolo insegna nella sinagoga di sabato, il tempo storico è quello in cui l'incontro avviene di sabato, rispetta la legge mosaica in modo anche molto stretto, mentre gli altri giorni lavorano normalmente all'attività imprenditoriale. E questa impresa è benedetta a Dio, perché hanno appunto il tempo anche per fare quest'altra cosa importante, la testimonianza e l'insegnamento. Ora, dopo un tempo in cui Paolo si era dedicato sia alla missione che al lavoro secolare, tra virgolette, ecco che giungendo Sila e Timoteo dalla Macedonia, ecco che per Paolo si apre una nuova prospettiva, quella di essere soltanto testimone, di essere soltanto insegnante. Io credo che questa parte del brano ci faccia vedere alcuni punti, io li ho qualificati 5 punti. L'importanza dell'insegnamento, la responsabilità della docenza. Quando uno è insegnante è responsabile di quello che dice, non può sparare le cose a caso. E poi la continuità della docenza, io vedo questo incontrarsi sempre di sabato, non c'è un periodo in cui si dice ma ci vediamo domani, dopodomani, quando ci vediamo, ma un po' come cerchiamo di fare noi nei nostri incontri di koinonia, che cerchiamo di dare un appuntamento fisso ogni venerdì, perché la continuità ha un suo peso nella costruzione della persona. E quindi la costanza è il punto numero 4 del mio schema, perché l'autore non si scoraggia, il maestro non si scoraggia di fronte forse alle criticità che avrà visto. Anche lì probabilmente c'era qualcuno che arrivava un sabato, il sabato dopo non arrivava, chissà, non sta scritto, ma la costanza è quella di non scoraggiarsi anche di fronte all'opposizione. Il mondo ebraico è sempre oppositivo nei confronti del cristianesimo, e anche la chiarezza è un altro punto schema che io ho osservato, perché a un certo punto questo scuotersi le vesti, no? Ha un significato di chiarezza. Se non mi credete, se non avete pazienza a me, io me ne vado. E questi sono i fatti che accadono a Corinto. Dopo questi fatti, è scritto all'inizio del capitolo, dopo i fatti di Atene di cui abbiamo parlato precedentemente. I fatti di Atene sono relativi a un Paolo che si confronta con il mondo filosofico degli stoici e degli epicurei soprattutto. Dopo questi fatti, ecco i fatti di Corinto dei quali stiamo parlando. Importanza dell'insegnamento, responsabilità della docenza, continuità, costanza e chiarezza. Che cosa può aver detto di importante ai Corinti Paolo? Io credo che possiamo andare a vedere alcuni brani che fanno parte della lettera ai Corinti, quindi che sono al di là di questo fatto episodico di cui si parla al capitolo 18, ma che indicano, queste 4 letture che faremo, in che senso Paolo ha comunque portato il suo messaggio ai Corinzi. Non sono queste le parole testuali che lui ha detto in queste occasioni, ma questo è lo spirito della testimonianza.
Lo spirito della testimonianza lo troviamo innanzitutto al capitolo 1, tra i versetti 1 e 9 di Prima Corinzi, lo leggiamo assieme. Paolo, chiamato a essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello sostenne alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati di Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola e di ogni conoscenza, essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non mancate di alcun carisma mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli renderà saldi sino alla fine, vi renderà saldi fino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Ecco che cosa ha insegnato ai Corinzi Paolo. Ha insegnato che lui è apostolo per volontà di Dio, non di se stesso. Ha insegnato che essi sono tutti santi, insieme a tutti quelli che in ogni luogo, in ogni tempo storico invocano il nome del Signore. Quindi se noi siamo convinti di avere ricevuto la salvezza da Gesù Cristo, siamo santi, che significa separati da un mondo che non invoca il nome del Signore Gesù Cristo. Quindi abbiamo la grazia, abbiamo la pace, anche questo ha insegnato. E ha insegnato che per questa grazia e questa pace si può ringraziare sempre, continuamente Dio. E ha insegnato che Dio non fa mancare alcun carisma in attesa della manifestazione del Signore. E ha insegnato che Dio è fedele e che chiama alla comunione con il suo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. Altre cose che troviamo, che fanno parte dell'insegnamento di Paolo, perché io apro qui anche il dibattito a chi poi vorrà intervenire anche in sede diversa, anche mandando delle mail. Io ho l'impressione che questa prima lettera ai Corinzi sia un po' un riassunto di tutte quelle cose che sono state dette a Corinto nel momento in cui Paolo ha conosciuto questa comunità e ha testimoniato per la prima volta. Sentiamo un po' in Prima Corinzi 2, tra i versetti 1 e 5, che cosa viene detto. E io, fratelli, quando venni da voi, non venni, eccolo qui, quando venni, quella volta là, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parole e di sapienza, perché mi proposi di non sapere altro fra voi perché Gesù Cristo è Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran temore, e con gran tremore la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. C'è un ritorno del termine sapienza. Qual è la vera sapienza? È la sapienza umana, non è quella di Dio. Guardate, io non sono venuto qui a fare un discorso come farebbero i filosofi greci, sembra quasi che dica Paolo, con eccellenza di parole. Io volevo predicare la croce. E la predicazione di Cristo crocifisso è il punto sul quale ci dobbiamo concentrare, sembra dire ai Corinzi. E è il punto che ci induce ad essere timorosi e avere tremore di Dio. I discorsi non devono essere persuasivi di sapienza umana, ma devono essere di saggezza divina. Come noi sappiamo, le lettere ai Corinzi sono 2 e nella seconda lettera ai Corinzi si possono leggere ancora passaggi che inducono, naturalmente, io sto facendo un'analisi molto riassuntiva, perché quello che dice ai Corinzi nelle 2 epistole
è veramente di ampio spessore e quindi le mie parole sono per forza riduttive, ma voglio portarvi lo stesso in modo riassuntivo in alcuni passaggi. Per esempio, in Seconda Corinzi, al capitolo 11, e ancora i versetti sono tra il 5 e il 12. Stimo infatti di non essere stato in nulla inferiore a quei sommi apostoli, anche se sono rozzo nel parlare, non lo sono però nella conoscenza, e l'abbiamo dimostrato tra di voi in tutti i modi, in ogni cosa. Ho forse commesso peccato quando, abbassando me stesso perché voi foste innalzati, vi ho annunziato il Vangelo di Dio gratuitamente? Ho spogliato altre chiese, prendendo da loro un sussidio per poter servire voi? Durante il mio soggiorno tra di voi, quando mi trovai nel bisogno, non fui di peso a nessuno, perché i fratelli venuti da Macedonia provvidero al mio bisogno, e in ogni cosa mi sono astenuto e mi asterrò ancora dall'esservi di peso. Come è vero che la verità di Cristo è in me, quanto questo vanto non mi sarà tolto nelle regioni dell'Acaia. Perché? Forse perché non vi amo? Dio lo sa. Ma quello che faccio lo farò ancora per togliere ogni pretesto a coloro che desiderano un'occasione per mostrarsi uguali a noi in ciò di cui si vantano. Sembra esserci una contesa con qualcuno che vuole rimproverare Paolo di avere sfruttato la situazione, e lui dice: io non sono stato di peso a nessuno, tant'è vero che fabbricava tende e per un tratto fu sostenuto dai macedoni e per un altro tratto si guadagnò da vivere da solo. Quindi non sono stato di peso a nessuno e sono venuto con voi a lavorare. Perché? Perché vi amo. Perché forse, guardate il versetto 11, perché forse perché non vi amo? Dio lo sa. Dio sa quanto Paolo ama i Corinzi. E questo passaggio, se ci testimonia da un lato che Paolo non è stato di peso ai Corinzi, dall'altro lato ci testimonia che Paolo ama molto i Corinzi. Rimaniamo in Seconda Corinzi e leggiamo ancora 2 versetti dal capitolo 12, sono proprio i versetti 12 e 13. Certo, i segni dell'Apostolo sono stati compiuti tra di voi in una pazienza tutta prova, nei miracoli, nei prodigi e nelle opere potenti. In che cosa siete stati trattati meno bene delle altre chiese, se non nel fatto che io stesso non vi sono stato di peso? Perdonatemi questo torto. Ancora una volta viene ribadito che non è stato di peso, e loro ben lo sanno. È una società molto povera probabilmente questa, quindi sostenere un missionario avrebbe implicato una spesa non indifferente, e lui insiste sul fatto che non ha vissuto sulle spalle di nessuno, come si dice con parole attuali, ma certo i segni dell'apostolato sono stati compiuti con miracoli, con prodigi, con opere potenti. Che cosa è successo quindi a Corinto? È successo tutto questo che abbiamo visto. Ora, ritornando al brano dal quale siamo partiti, che è Atti 18, appunto, ecco che scoprendo che nella sinagoga non era più possibile parlare perché era oggetto di una continua contestazione, ecco che si reca da un certo Tizio giusto che temeva Dio, aveva la casa attigua alla sinagoga. Anche Crispo, il capo della sinagoga, credette, e qui accade una delle tante persecuzioni di cui i cristiani primitivi e anche dell'attualità sono stati drammaticamente colpiti. Ma prima di andare a questo vorrei farvi vedere un passaggio. Non temere, dice il Signore in sogno, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te, nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Il Signore ci incoraggia sempre, anche quando noi non ci accorgiamo, anche quando non ci viene in sogno.
il Signore ci incoraggia sempre. Dobbiamo scorgere in quello che ci succede nella giornata l'aiuto del Signore. Certo, i sogni sono una realtà, soltanto nel Vangelo di Matteo si trovano mirabili esempi di sogni. Io voglio ricordarvi uno dei brani più belli, secondo me, della scrittura è il brano dei magi che arrivano a recare questi doni al piccolo bambino Gesù e a riconoscerlo come re e come Dio, perché gli offrono oro e incenso che si offrono al re e che si offrono a Dio, e questi magi vengono avvisati in sogno di non tornare da Erode, perché Erode non vuole adorare il bambino, vuole ucciderlo. Un altro brano appunto dei passi di Matteo, i primissimi capitoli, ci parla di Giuseppe che ha dall'angelo in sogno la conferma che Maria è la donna che lui può prendere come sposa, quello che vive in Maria è opera dello Spirito Santo, non è opera umana. Un altro passo è ancora Giuseppe che viene chiamato in Egitto, e un altro passo del sogno è ancora Giuseppe che viene richiamato dall'Egitto, perché Erode non può fare più nulla al bambino. E parlando di Giuseppe poi mi viene in mente Giuseppe della Genesi, no? E il Giuseppe della Genesi, anche lui sogna, quindi i sogni ci sono e rivelano. Noi oggi, io personalmente non sono mai stato coinvolto da sogni di questo tipo, anche se c'è qualcuno nell'ambito soprattutto orientale, quindi asiatico, che rivela di aver visto Gesù Cristo in sogno. Io non voglio mettere in dubbio nulla di questo, voglio soltanto dire che nel mio caso io non ho mai vissuto nessun sogno rivelatore in questo genere, però qualche volta mi sono sentito, anche se non nel sogno, che il Signore mi diceva di fare qualche cosa, e questo fa parte delle intuizioni che ognuno ha e delle sensibilità e di quello che sente. E proprio non più tardi di oggi ho sentito quasi un richiamo, non so se chiamarlo in questo modo, perché sono coinvolto con una chat del Gideon's International, alla preghiera per Saint Martin, che è una nazione che nessuno conosce, ma è nei Caraibi, ed è, pensate, una nazione dell'Unione Europea, una nazione autonoma, ma dell'Unione Europea, perché è una nazione di antico controllo francese. E siccome oggi nella chat dei Gedeoni io ho trovato un'indicazione a pregare per questa nazione, a me nel corso della giornata veniva in mente queste cose. Non ho avuto nessun sogno rivelatore, ma ho avuto una sensibilità in questo genere. Allora, anche se non ci sono sogni rivelatori, possiamo avere delle sensibilità. Tornando strettamente al brano, 1 anno e mezzo a Corinto. Paolo in tribunale? No. E non si vuole che vada in tribunale, al suo posto va sostene che dir si voglia. E Gallione che non vuol sentire, mi fa venire in mente che anche questo è di attualità, c'è qualcuno che non vuol sentire parlare della Bibbia, in nessun senso. E poi Paolo che si muove, ha un voto da rispettare, va a Efeso, poi a Cesarea, poi avete letto, a Gerusalemme, poi a Antiochia, quindi Galizia, quindi Frigia, e quindi troviamo il brano che si conclude con un episodio di Apollo, uomo versato per le scritture. Pensate, Apollo, un figlio, io non posso dirlo, la scrittura non lo dice, ma uno che veniva chiamato Apollo era senza dubbio figlio di persone che credevano nella forza degli dei. Per chiamarlo in questo modo dovevano essere proprio dei pagani abbastanza sensibili al politeismo. L'hanno chiamato Apollo, e questo Apollo è un uomo estremamente versato per le scritture, uomo istruito. Io di Apollo osservo 5 tappe.
versato per le scritture, istruito, perfezionato nella conoscenza, mandato e poi operativo. Ha incontrato sulla sua strada Priscilla e Aquila, che gli spiegano per bene che cosa è Cristo. Lui conosceva già molte cose delle scritture, conosceva già Cristo e dopo essere stato istruito è stato istruito ulteriormente, ha perfezionato la sua conoscenza e quindi è stato mandato ed è stato operativo. Insomma, io trovo che ci troviamo di fronte a un brano che ci testimonia, ecco, la forza, la potenza dell'istruzione, dell'urgenza dell'istruzione, la forza dell'istruzione, ma nello stesso tempo, e siamo partiti proprio da qui, l'individuazione di un tempo di Dio e l'individuazione di un tempo per l'uomo. Possiamo fare tutto, anche i fabbricanti di tende, ma un tempo per metterlo a disposizione del Signore lo dobbiamo trovare. E questo equilibrio che qualche volta è difficile, soprattutto nella società moderna, che è così contemporanea a noi, ecco, più che moderna, che è così tesa nel raggiungimento di risultati anche commerciali, è un equilibrio difficile, ma bisogna tentarlo, bisogna saper vendere le tende di giorno feriale e dedicarsi alle cose di Dio nel giorno dello Spirito. E ecco che io mi soffermo con questa riflessione e lascio la diretta con una preghiera. Sì, Signore, noi abbiamo ancora oggi ricevuto l'istruzione da parte Tua. Grazie, Signore, perché Tu ci istruisci e ci istruisci nelle migliori delle condizioni, Signore. Abbiamo caldo nella sala, mentre fuori è freddo. Abbiamo la luce, non abbiamo bisogno del lume della candela. Abbiamo la stampa, possiamo leggere. Abbiamo le tecnologie e possono diffondere quello che noi stiamo dicendo, anche molto lontano, chissà dove. Lode a Te, o Signore. Il momento è drammatico per quello che sta succedendo, per quanto riguarda la pandemia, ma è anche un momento favorevole. È un momento favorevole all'insegnamento, è un momento favorevole alla testimonianza, anche attraverso queste tecnologie di internet che ci accompagnano. Aiutaci, Signore, a apprezzare queste tecnologie. Signore, benedici il nostro lavoro ogni giorno, perché solo se Tu benedici questo lavoro sarà efficace. Noi siamo Tuoi strumenti, Signore. Niente di più. Lode a Te, o Signore, nel nome potente di Gesù Cristo. Amen.